Sono Fabiana Filippi, sono psicologa, psicoterapeuta, lavoro con le famiglie e con le coppie. E dopo la bellissima relazione che mi ha preceduto, mi trovo in imbarazzo. Ma cercherò di lavorare in continuità, modificando anche il mio intervento, dando più spazio a certe parti che sono state sottolineate. Quando mi è stato dato il titolo, mi sono accorta del grande rischio di questo titolo. Come nasce un padre, come nasce una madre. L'idea è quella di una nascita individuale. No. Un padre e una madre nascono all'interno di un triangolo, all'interno di una società, all'interno di una storia che è multigenerazionale. E quindi un padre e una madre nascono, si formano all'interno di un legame di coppia, poi in relazione a una cultura, come è stato bene sottolineato, e poi incontrano un figlio che non è farina da far ostia, nel senso che ha già dall'inizio abilità e competenze per attivare quel mitico triangolo che l'Infant Recherche, col mio francese scadente, ci ha detto così centrale per lo sviluppo individuale, capaci di attivare lo sguardo di un padre, richiamarlo, no? Lo vediamo già subito, 4 mesi, gira lo sguardo. Cioè mia mamma è un momento di défaillance. Dove sei papà? No? E improvvisamente vediamo che chiama, che gira l'occhio. Una madre che chiama il padre dentro la relazione. Poi di questo che cosa facciamo noi è un'altra cosa. Come questo che la Fivaz sottolinea, il triangolo normativo all'interno del quale si sviluppa la psiche e la mente del soggetto, come evolve, questa è un'altra storia. E di questo magari cercherò di parlare io e di darvi alcuni spunti. Vediamo. Allora, sono partita da una poesia, non ve la leggo perché sennò vi tedio. Però ci sono alcune parole che ci riaprono ancora a un'idea che è stata già detta. Non sono io a generarti, sono i morti, sono mio padre, il suo, i loro maggiori. E questo già ci dice che nella nascita noi abbiamo il peso delle generazioni che hanno ci preceduto, della cultura di appartenenza, di un mondo che ci circonda. Poi ci dice, siamo noi a generarti, siamo noi, è un legame che è quello del padre, della madre, ma prima di tutto di una coppia, all'interno di un legame, di un vincolo che ha determinate caratteristiche, all'interno di cui tu nasci. Siamo noi, tra noi tu, e tu sei già portatore di una tua identità e di figli nati da te. Quindi già ci dice il poeta, come sempre i poeti sono più bravi e sono capaci, no, di aprire la mente, toccare delle corde personali che a volte tu dici, caspita che bravo, non sarei mai riuscita a dire le stesse cose con altre parole. E poi ci dice, e ricorda che tuo figlio è altro, e ricorda che chi nasce da te è altro, e ricorda che lui nasce in un tempo che il poeta definisce labile, dalle forme labili.
E questo mi fa ricordare, no? Il timore che soprattutto oggi accompagna la nascita e la fatica, come ci ricorda Cigoli, ad aprirci e ad accettare il rischio della generatività. Perché se un tempo la generatività era destino, rischio accettato perché faceva parte del, oggi, no? Sempre di più noi vediamo una gravidanza scelta, un figlio scelto, ricercato, sempre più tardi, tutto quello che è stato già detto e non ripeterò per evitare di perdermi, ma è anche un figlio spesso unico su cui gravidano tutte le aspettative, ma non solo le aspettative di una coppia di genitori, che se ne dica, no? Perché molto spesso noi vediamo coppie che in qualche modo hanno quasi la sensazione lo stiamo facendo noi un figlio, in realtà dietro le quinte ci sono altre presenze, ci sono nonni, avi, suocere che da dietro la porta guardano questa nascita, come è sempre stato, e che in qualche modo entrano con le loro fantasie e con le loro aspettative rispetto a questo bambino. Una difficoltà ad aprirsi al rischio, è stato già detto, ed è molto interessante. Chi genera? L'ospedale civile San Giovanni e Paolo? Chi genera? L'ospedale all'Angelo? Il mio ginecologo? Capite che stiamo mettendo dentro, no? Qualcuno con cui questo triangolo, no? Che dovrebbe essere spazio che contiene tutto quello che verremo a dire dopo, ha uno sguardo esterno, uno sguardo sociale, lo sguardo medico, e come noi, genitori, gestiremo questo sguardo esterno in maniera oppositiva, persecutoria, perché abbiamo anche in modo critico, spero di essere chiara, se ci sono problemi ditemelo, io sono molto contenta di fermarmi. Quindi il mio occhio partirà dal triangolo. Resnick, 1991, ma prima di lui Bleger e altri hanno sottolineato che la cifra di tutte le strutture relazionali è il 3, la diade madre-bambino, e spesso noi pensiamo sempre alla diade, ancora oggi. Molto recentemente sono andata a un convegno e è stata fatta al relatore una domanda: e il padre dov'è nella relazione madre-bambino? Ed è stata una domanda a cui io pensavo venisse data una risposta ovvia: è presente e noi sappiamo che non lo prendiamo in considerazione. Non lo prendiamo in considerazione, cioè abbiamo, e le ricerche di Stern non le conosco. Porca, ho detto, no, non le conosci, cioè, e tu sei uno, no? Però è come ancora una volta il prevalere del 2 sull'idea che la relazione e il legame aprono sempre al terzo, sempre, in ogni caso. La diade madre-bambino fa parte di una triade, unica maniera di concepire una struttura relazionale. Triangolo normativo che parla di alleanza familiare, dove la famiglia, e qui sono sulla semplicità, padre, madre, bambino, sembra funzionare come una squadra, o dovrebbe funzionare come una squadra, in cui i genitori e i bambini si aiutano reciprocamente. È evidente che a partire dagli stimoli che la professoressa, la collega che mi ha preceduto mi ha dato, mi sono scritte alcune cose. Noi dobbiamo pensare che su questo triangolo si inseriscono altri triangoli, altri sguardi. Ecco quindi che
i genitori hanno lo sguardo sociale. E che tipo di sguardo è la società che guarda la coppia, che genera? E qual è lo sguardo delle famiglie d'origine? E che sguardo è quello del servizio che accoglie la madre? Sguardo persecutorio, che giudica, che mette a disagio, che cerca la fragilità e l'inadeguatezza o sostiene? Sguardo cooperativo? Sguardo che alimenta il vissuto di incertezza che i genitori di oggi devono affrontare? Questo secondo me è una cosa su cui noi come operatori nell'ambito della salute, della sanità, della clinica dovremo sempre avere presente. Come entriamo all'interno di una relazione? Che tipi di terzi siamo? Perché possiamo veramente essere vissuti come un terzo persecutorio e scriverci un'altra storia di esclusione, di dolore e di estraneità. Allora, se noi guardiamo, cercherò di essere più sintetica perché tanto solo 20 minuti. Allora, noi sappiamo che il triangolo ha sempre caratterizzato il nostro lavoro clinico. Lo abbiamo in testa, abbiamo il triangolo edipico, noi terapeuti familiari abbiamo il triangolo come parte di una dinamica disfunzionale, no? Li abbiamo in testa, nel senso che sappiamo ad esempio che molte volte nella relazione madre, padre, figlio, il figlio viene utilizzato come alleato contro un altro genitore. Il figlio viene utilizzato per deflettere una conflittualità coniugale nell'ambito del figlio e quindi appaiono disturbi evolutivi, eccetera, no? Devo dire però che dobbiamo ringraziare la ricerca in ambito evolutivo e i contributi perché il triangolo e l'osservazione dei processi di triangolazione sono stati visti concretamente come normativi dello sviluppo ed evoluzione di un sistema familiare. Quindi noi abbiamo in testa l'idea che il triangolo, la presenza del padre, è già lì. Prima della nascita, nella nascita, dopo la nascita, e aiuta, accompagna il processo di individuazione del figlio, permette, aiuta, in collaborazione con la madre, in sintonia con l'altro, a uscire da un pensiero sincretico, non differenziato, indiscriminato, caratteristico del pensiero autoreferenziale, per dare spazio e ospitare anche il pensiero dell'altro e l'apporto di nuovi schemi di riferimento, alimentando quel pensiero critico capace di dare ossigeno alla mente e di attivare all'interno delle relazioni processi generativi e riparativi. A me è piaciuta molto la relazione della collega. E voglio sottolineare alcune cose che mi hanno colpito. 1. Genitorialità e generatività. Le ho differenziate. Abitualmente vengono messe sempre insieme, ma io vorrei leggermente differenziarle, parlando del costrutto della generatività, come una delle funzioni principali della coppia che permette ad essa di trascendere a se stessa, dando origine a qualcosa
che è frutto della relazione stessa e che la oltrepassa. Per cui ad una quota narcisistica che parla di possesso dell'altro, ha qualcosa di generativo. Una relazione generativa che parla di far posto ad un terzo, creando uno spazio che divide e insieme rende possibile l'articolazione di nuove rappresentazioni di sé, dell'altro e della relazione. Generatività. Noi sappiamo che si può essere autenticamente generativi, capaci di far spazio alla crescita di un altro, solo quando si è raggiunta la maturità. Quindi mai. Cioè si è approdati ad una fase dello sviluppo in cui non si senta più la necessità di difendere la propria esistenza nel mondo per affermare la propria identità. Non perché questa non sia importante, ma perché è percepita come sufficientemente sicura. Dall'altra noi sappiamo che questo può avvenire solo a volte, molto più tardi. Come ci ricorda Williamson in un articolo meraviglioso, per cui l'adultità viene raggiunta a 40 anni, quindi over. Per cui la maggior parte di noi, genitori, cerca di barcamenarsi tra le esigenze di stabilizzazione e maturazione della propria identità e la disponibilità a farne sbocciare e sviluppare un'altra, sperando che i due processi si arricchiscano vicendevolmente, senza che l'uno schiacci l'altro. Senza che l'uno schiacci l'altro. Senza che il ruolo materno appiattisca la donna. Senza che il ruolo del padre si appiattisca su modelli antichi, ma cercando dentro la relazione di mantenere viva, generativa, il legame di coppia e la mente individuale, perché siamo individui. È una conquista che abbiamo fatto. Sì. È una conquista che dobbiamo tenere? Sì. Sì, perché sempre dentro di noi c'è la tendenza a ritornare a funzionamenti antichi della mente, a ricercare nell'altro quel appoggio narcisistico, quella spalla, no? Ed è facile che l'altro ce lo dia, a volte, altre volte no, ma a volte un bambino sì, dimenticando che l'obiettivo è la crescita individuale, non narcisista, non onnipotente, ma crescita individuale, non essere solo un ruolo e una funzione, ma essere persone, perché mi piaceva quello che lei aveva detto, essere persone, con dei limiti, con delle difficoltà, ma rispetto a questo stare in una relazione, in un legame che di questi limiti fa risorse e opportunità. Allora, è già stato detto, non mi fermo, pensiamo a volte a padre e madre come costrutti immutabili. Costrutti immutabili nel tempo, dimenticando quanto essi siano in realtà mutati nei secoli e siano differenti da una società all'altra, ma anche quanto questi, al di là di tutto, siano iscritti in una storia che attraversa le generazioni e che ne segna le caratteristiche.
La madre di 50 anni fa è diversa dalla madre di oggi. La madre di 100 anni fa, molto diversa. Bellissimo il libro della Chiara Saraceno, dove ci dice, cioè, il ruolo e la funzione materna, così come la decliniamo oggi in maniera così, la mamma è il centro delle cure, dell'attenzione, guardate che è nata un secolo e mezzo fa, da pedagogisti attenti, no? Che hanno detto che la mamma non doveva delegare il compito di cura a qualcun altro nelle famiglie borghesi, ma doveva essere in primo piano. Poi questo è stato ripreso, ricostruito. È interessante, no? Sappiamo oggi che passiamo da una famiglia etica a una famiglia affettiva, e già questo è un registro che porta a cambiamenti enormi. Non mi dilungo su questo perché sennò perdiamo tempo, lo sapete. Sapete benissimo che è cambiato il registro, che in qualche modo io ho voluto rappresentare con la fotografia di Botero, no? Che è al centro, seduto con il bambino in braccio, alle sue spalle, sovrastante, ecco la madre. Ed ecco che in maniera ironica appare il rovesciamento dei ruoli delle posizioni. Al padre è infatti attribuita la cura degli affetti, il mammo, la mamma, mentre la madre è nella posizione dominante di chi governa e vigila, e sembra quasi essere sottolineata una differenza tra maschio e femmina. Il primo è più debole, ha bisogno di cura e protezione. Chi l'ha detto che è più debole, più forte? No? Non si può essere madre e padre declinando il ruolo in una maniera più complessa, dove i compiti di etica e di regola possono essere condivisi da ambedue, dove ambedue condividono. Dove ambedue condividono, no? Gli aspetti di cura e di ascolto del figlio. Certo, apre a una complessità, forse a volte a una confusione tra i ruoli, ma forse anche a un arricchimento per l'individuo, che può essere arricchito da questa esperienza, può trovare in essa la possibilità di declinare la propria presenza in una maniera diversa, più complessa, sì, però insomma è anche una cosa positiva. Ho tentato comunque, faticosamente, di cercare di andare a trovare in letteratura se c'è uno specifico del padre e della madre, uno specifico della funzione, senza correre il rischio di parlarne per ore o di ridurre il tutto ad una semplice differenza tra etica, legge, affettività, come sospesi sempre in un discorso che parla di accudimento e autorevolezza. E ho cercato, no, così, tra le mie conoscenze psicanalitiche, di attivare un pensiero. E allora mi ha aiutato questo quadro di Miró. È un quadro simbolista, tutto quello che volete, no? Qui abbiamo da un lato un padre, luminoso come la madre, con gli occhi da gatto, e dall'altra la madre, con le sue forme curve e con i vuoti presenti. No? Vedete che ci sono? E questo mi ha fatto pensare a una declinazione delle funzioni in termini di linee, di spazi e di tempi, e di come questi spazi e tempi si giocano nel triangolo familiare. E così ho pensato, no? Relazione madre-bambino, radice nella vita uterina,
espropriata, un qualcosa all'interno del quale il dialogo, no? È andato perso, dominato dall'angoscia, è qualcosa di esterno, un corpo esterno. Poi un'idea di spazio chiuso e semichiuso, un involucro contenitore. Interessante. Claustrofobico. È un involucro che costringe il femminile dentro limiti chiusi? O è un involucro che poi si apre al mondo, che crea e trasforma? Vengono mosse materie morbide, allattamento, seno, morbido, no? E poi c'è un ritmo, esautorato anche questo, sì è vero. Siamo passati e adesso siamo di nuovo ritornati all'allettamento, non si sa. Adesso siamo sul vago impreciso, allattamento a comando, allattamento a ore determinate, meglio 5 perché sennò si abituano troppo, non lo so, tenerlo a letto non c'è. Comunque il ritmo specifico della coppia madre-bambino, con una scansione prevalentemente connessa alla soddisfazione del bisogno di essere toccato, sostenuto, cullato, oltre che nutrito. Anche se non sono solo compiti materni. Ma ho cercato proprio di prendere immagini, no? Anche legate al lavoro clinico. Padre-bambino. Intanto una cosa. La relazione padre-bambino non è prevalentemente determinata, come nel caso della madre, dalla soddisfazione dei bisogni di accudimento immediato, nutrimento. Entra in un tempo altro, no? Non è legata immediatamente alla soddisfazione del bisogno. La relazione col bambino è facilitata quindi dal muoversi lungo dimensioni spaziali e temporali diverse. È in un tempo diverso, è un tempo desiderato, è un tempo dove io scopro l'altro. È bello pensarlo, no? Che il bambino già da subito gioca a scoprire l'altro, già da subito, no? C'è questo altro con cui ha un tempo che ha caratteristiche diverse, ha uno spazio che ha caratteristiche altre, meno involucro, è più superficie, dove si può stare, dove si può depositare qualcosa, che si può percorrere. La qualità di questo spazio è quella di essere resistente e duro, più aperto, meno inclinato. Qui Winnicott direbbe quindi che forse il padre alimenta meno queste caratteristiche di caduta catastrofica dalle braccia materne, perché con la sua presenza è più piatto, non negativo. Non pensatelo in negativo, lo penso come pensiero. E poi altro aspetto che mi ha consigliato di sottolineare il professor Fontana è contenente il contenitore, dove il maschile sostiene il femminile che è concentrato sul figlio mantenendo la relazione, tenendo aperta la relazione, ricordando la relazione. Allora, cosa accade in questo spazio triangolare, padre, madre, figlio? Si giocano molte dinamiche. Uno, noi ci giochiamo l'immagine del bambino che ci portiamo dietro. È un bambino che nasce nella mente della madre e del padre. È il bambino sognato, fantasticato della nostra infanzia, dei giochi. È un bambino altro. Poi abbiamo il bambino del cuore, che è lì, che appare quando la madre e il padre iniziano a pensare a un percorso di gravidanza, che è il padre dei genitori, che è del progetto affettivo dei genitori, delle loro famiglie d'origine,
E infine incontriamo il bambino reale. E noi sappiamo che questo triangolo deve essere in grado di elaborare un lutto, passare dal bambino sognato al bambino reale. Come genitori siamo obbligati a rinunciare a vedere il bambino solo come noi stessi, ridimensionando il bambino fantasticato a favore del bambino reale, certo meno ideale di quello che avevamo pensato, ma presente e per la sua quota estranea può anche apparirci perturbante. E questo scontro tra ideale e reale è spesso fonte di grande conflitto nei genitori. Nelle adozioni, il figlio che arriva, no? Che mai corrisponde a quello sperato. Quanti minuti? 1 minuto. Va bene. Velocissimi. Ok. Perché questo lutto possa avvenire ed elaborato in maniera adeguata, ok, noi dobbiamo fare i conti con quello che è il triangolo trigenerazionale, cioè le famiglie d'origine, e come le famiglie d'origine pesano con i loro lutti e con le loro aspettative. Quindi noi dobbiamo pensare che su questo triangolo che ha questo compito, dolorosamente o come risorsa, noi abbiamo una famiglia d'origine che pesa. Queste presenze possono essere qualche cosa che i genitori insieme riescono a gestire attivando settori della mente in modo da ricostruire un legame differenziato con il proprio figlio e con il proprio compagno, in modo tale che il compagno non sia visto come il persecutore di antica memoria, il genitore persecutore, la famiglia altra persecutora, ma come risorsa. Oppure siamo fregati e quindi abbiamo il funzionamento più regressivo e patologico. Perché questo avvenga, no? Noi dobbiamo essere in grado di avere una certa quota come genitori di capacità di trasgredire, di accettare una trasmissione, di essere in grado di trasmettere dei valori, delle cose, ma anche di andare oltre quello che noi abbiamo ricevuto e di essere quindi costruttori di un'alterità già di noi in partenza, aiutando i nostri figli ad essere altro. L'opacità dello sguardo è un classico, cioè io guardo mio figlio e al posto di vedere mio figlio vedo il bambino che sono stata, il genitore che ho avuto. Tutto questo rientra nella normalità ma nel rischio. Una normalità dove abbiamo quegli scenari di generatività e genitorialità che vengono definiti narcisisti. Io parlo sempre però, e io ho sempre in testa, che il triangolo, la relazione madre, padre, figlio possono essere uno spazio altamente curativo. Dentro la relazione di coppia possono essere grandi spazi di risorsa, per cui è possibile per i figli rilanciare e ritrovare nella propria storia le potenzialità per una specificità individuale, una propria lingua scritta in noi che ci spinge a realizzare le nostre potenzialità creative. Per cui, ancora, per poter essere persona e non oggetto dentro il mondo. Basta.